40 milioni da Roma al Friuli Venezia Giulia quale contributo per le spese anti-Covid sostenute nel 2020, un accordo importante per la salvaguardia dei bilanci regionali, commenta il presidente Massimiliano Fedriga. Una sala slot del Manzanese si era trasformata in una lavanderia di denaro sporco. Qui venivano riciclate ingenti somme di denaro sottratte al fisco e reinvestite in aziende del legno arredo, 11 gli indagati cinesi. La polizia stradale di Pordenone ha soccorso nella notte un'anziana che vagava a piedi sulla 28 con la valigia. In stato confusionale ha detto agli agenti che voleva raggiungere il figlio a Lignano, è stata affidata ai familiari. Matrimonio storico a Palazzo d'Aronco a Udine, Tommaso e Serenella da Risana hanno scelto di celebrare le nozze in Marilenghi. A ricevere il loro sì il consigliere Govetto. Emozionante, da friulano sono orgoglioso. Si chiude con una sconfitta a Fabriano, l'annata da incorniciare della Web Gesteco Cividale. Tra finals di Coppa Italia, finale playoff, una stagione oltre le aspettative. Mikalic pronti a riprovarci l'anno prossimo. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Al Friuli Venezia Giulia arrivano dallo Stato 40 milioni di euro quale contributo per le spese anti-Covid sostenute nel 2020. Da Roma 1 miliardo di euro alle regioni, alle province autonome d'Italia per sostenere i costi affrontati dagli enti territoriali con l'arrivo della pandemia. A darne notizia è stato il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. In sede di conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto un importante accordo di salvaguardia dei bilanci regionali, riconoscendo per una quota allo Stato parziale lo sforzo profuso dai sistemi sanitari territoriali nel reagire prontamente alla pandemia con tutti i mezzi a disposizione. L'intesa raggiunta oggi è un primo passo, spiega Fedriga, riguardante una parte delle spese che abbiamo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altre forniture necessarie a combattere l'emergenza Covid-19 e ammonta ad un totale di 1 miliardo di euro. Si tratta quindi, secondo il presidente della conferenza, di un ulteriore passo in avanti sul percorso di quella leale collaborazione istituzionale che ha rappresentato un punto fermo e qualificante del nostro agire nel corso di tutta l'emergenza sanitaria, conclude Fedriga. E proprio intervenendo sul fondo in arrivo da Roma, il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Sciaurli, ha chiesto di utilizzare i 40 milioni per rafforzare la sanità territoriale. Lo Stato ha dimostrato una volta in più di esserci e di sapersi dare le giuste priorità, ha premesso il Dem. Ora la Regione faccia lo stesso e indirizzi subito quelle risorse per pagare gli straordinari degli operatori della sanità pubblica e per abbattere le drammatiche liste di attesa. È positivo, ha concluso Sciaurli, che in una fase emergenziale per l'intero Paese queste risorse siano state riconosciute anche a regioni come la nostra che hanno competenza primaria sulla sanità e altrimenti dovrebbero pagarsela da soli. E a proposito della pandemia, vediamo il bollettino odierno, sono 25 i contagi emersi nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia, 17 dei quali riscontrati tra migranti o richiedenti asilo politico. 24 positività sono state trovate eseguendo 3.490 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,69%, una sola infezione emersa dai 1.528 test rapidi antigenici realizzati, 0,07% la positività riscontrata in questo caso. Per il terzo giorno consecutivo non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti salgono a 10. Oggi sono stati registrati 2 decessi pregressi. Nella nostra regione un over 60 su 5 non è protetto dal Covid, siamo tra le 4 peggiori regioni in Italia. La campagna vaccinale frena in Friuli Venezia Giulia, ma anche nel resto d'Italia, emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, dove si manifesta preoccupazione per gli effetti della variante Delta. La campagna vaccinale rallenta in Italia, nonostante ci siano oltre 3 milioni di dosi in frigo e in particolare in Friuli Venezia Giulia, che non è più in testa alla classifica delle regioni per percentuali di somministrazioni, per quanto resti sopra la media nazionale.
È quanto rileva nel nuovo monitoraggio settimanale la Fondazione Gimbe. Nella nostra regione gli over 60 senza vaccino sono il 19,4%, quindi quasi 1 su 5. In Italia il 14%, siamo tra i peggiori 4. Scendiamo sotto la media nazionale anche per quanto riguarda gli over 80 che abbiano ricevuto almeno una dose, 91,9% contro 93,6%. Considerando l'intera popolazione, in Friuli Venezia Giulia ha ricevuto almeno una dose il 54,6% dei cittadini contro il 54,1% della media italiana. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe segnala a livello nazionale, nella settimana dal 16 al 22 giugno, la riduzione dei nuovi casi del 36,5% e dei decessi del 46,2%. Nella nostra regione i nuovi contagi sono diminuiti del 29,4%. Quanto alla variante Delta, si sottolinea che è del 40-60% più contagiosa di quella alfa, l'inglese, e determinerà il 70% delle nuove infezioni entro l'inizio di agosto e il 90% entro la fine. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si dice preoccupato per gli effetti di questa variante in Italia, ricordando che poco più di una persona su 4 ha una copertura adeguata, avendo completato il ciclo vaccinale, mentre il 26,5% della popolazione ha ricevuto solo una dose e il 46% è totalmente privo di copertura. Secondo Cartabellotta è inaccettabile una gestione attendista della variante Delta, contro la quale serve potenziare sequenziamento e contact tracing, attuare strategie di screening per chi arriva dall'estero ed accelerare la somministrazione della seconda dose negli over 60 e nei fragili. Ed ora siamo alla cronaca a partire da 2 terribili incidenti stradali. Uno è accaduto nella notte a Lugugnana di Portogruaro. Un cittadino venezuelano di 25 anni, residente a Pasiano di Pordenone, ha perso la vita. Una connazionale ventenne è in gravissime condizioni. 2 minori si trovano in osservazione in ospedale. La vittima viaggiava come passeggero a bordo dell'auto condotta dalla ventenne, anche lei residente a Pasiano di Pordenone. Attorno alle 23 di ieri la vettura è stata notata in un canale da un passante. Oltre alla donna sono ricoverati in ospedale il suo bambino di 1 anno e mezzo, accolto a Treviso, e una ragazza di 14 anni che si trova all'ospedale di Portogruaro. Nessuno dei 2 sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Portogruaro che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pordenone insieme ai Vigili del Fuoco di Portogruaro. E un'altra tragedia della strada si è verificata sempre nella notte a Cernieu di Nimis. Intorno all'1 un automobilista di passaggio ha notato una moto a terra e poco distante il corpo di un ragazzo. Si tratta di un 27enne di Adegliacco di Tavagnacco, Pietro Rossi, che dopo aver perso il controllo della sua 2 ruote è andato a finire contro il palo in cemento di una vigna, morendo all'istante. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale medico inviato dal Sores. I genitori del ragazzo hanno raggiunto il luogo dello schianto nella notte. Sul posto i vigili del fuoco di Gemona e i carabinieri di Cividale. Resta ancora da chiarire a che ora il giovane abbia perso il controllo della moto. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi e si è verificato all'altezza di una curva. Era una sorta di lavanderia dove veniva ripulito il denaro sporco. Si tratta di una sala slot presente nel Manzanese, regolare, che però utilizzava denaro sporco da riciclare. Si tratta di importanti somme sottratte al fisco che poi venivano reinvestite in aziende del settore legno arredo. 11 gli indagati sono tutti cittadini cinesi. Utilizzavano una sala slot del Manzanese per riciclare denaro sporco da reinvestire nel mercato, acquistando altre attività in regione, in Italia o all'estero. Per questo motivo 11 cittadini cinesi sono stati iscritti nel registro degli indagati per riciclaggio, autoriciclaggio, abusiva attività finanziaria e altri reati tributari, a fronte dei quali l'autorità giudiziaria di Udine ha disposto un sequestro preventivo di oltre 2 milioni di euro, vincolando beni e conti correnti per 650.000 euro. L'operazione Game Over, condotta dalla Guardia di Finanza di Udine, ha scardinato un complesso meccanismo di evasione, al centro del quale c'era il titolare di una sala slot
slot di Manzano, dallo stesso acquistata e gestita attraverso un prestanome. A seguito di numerose operazioni finanziarie sospette segnalate dalla Banca d'Italia, il nucleo speciale di polizia valutaria delle Fiamme Gialle si è concentrato fin da subito sul gestore di una sala slot del Manzanese, amministratore delegato anche di diversi laboratori di tappezzeria del Triangolo della Sedia. Attraverso una regolare licenza per gioco e scommesse si è scoperto che l'uomo riciclava denaro a diversi connazionali, titolari di altre imprese della provincia di Udine, tutte operanti nel settore del legno arredo. Grazie all'installazione di videocamere occulte sono state registrate almeno 11 consegne di denaro non ricollegabili all'attività autorizzata, per un controvalore complessivo di circa 125.000 euro. Dalle indagini, infine, è risultato che le imposte evase dalle molteplici attività gestite dall'uomo, oltre 2 milioni di euro, venivano sia investite in nuove attività d'affari, sia utilizzate per concedere prestiti, svolgendo un'abusiva attività di intermediazione finanziaria. La polizia stradale di Pordenone ha soccorso nella notte un'anziana che vagava a piedi munita di valigia sull'autostrada A28. Ha vagato nel pieno della notte in A28, dove è stata notata all'altezza del tratto nel comune di Azzano Decimo, e lì l'hanno trovata gli agenti della polizia stradale di Pordenone verso le 3:30 dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa. Alla pattuglia intervenuta si è presentata una situazione drammatica e surreale. Una persona appiedata con valigia, trolley e borsetta a tracolla stava camminando con difficoltà lungo la corsia di emergenza. Prontamente gli agenti hanno avvicinato la donna mettendola in sicurezza in una vicina piazzola di sosta. La signora pareva quasi alienata, completamente disorientata, una condizione di estremo pericolo che poteva assumere risvolti tragici. I poliziotti l'hanno subito confortata, sentendosi dire che voleva andare a trovare il figlio a Lignano Sabbiadoro, distante più di 50 km, nella speranza di fargli una sorpresa. Tra gli agenti della polizia stradale e l'anziana signora si è instaurato immediatamente un rapporto familiare, così da permettere agli operatori della Polizia di Stato di verificarne la provenienza, l'identità e gli eventuali nomi e residenze dei familiari, in quanto la stessa era priva di documenti. La donna è stata poi ricoverata all'ospedale di Pordenone per accertamenti e poi affidata nelle mani dei familiari del figlio, completamente al sicuro proprio grazie all'intervento della polizia. Un cittadino pakistano di 31 anni, poco dopo essere tornato in libertà in seguito a condanne per spaccio e rapina, è stato espulso dal territorio nazionale su provvedimento del questore di Pordenone. Gli era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale. E un 25enne pakistano è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine per violenza sessuale su una minore consumata nell'agosto del 2019. Assolti invece tutti gli imputati dall'accusa di violenza sessuale di gruppo per un episodio relativo al mese precedente. Una persona condannata a 9 anni di reclusione e 50.000 euro di risarcimento per violenza sessuale su una minore, ma tutti e tre gli imputati assolti per l'accusa di violenza sessuale di gruppo. È la decisione presa, dopo 3 ore di Camera di Consiglio, dal Tribunale Collegiale di Udine, presieduto da Paolo Alessio Verni, alla fine del processo che vedeva imputati il 25enne pakistano Dilawar Abbas Youth, l'unico condannato, il 37enne pakistano Naeem Muhammad, residente a Udine, e il 24enne pakistano Sulman Muhammad, in Italia senza fissa dimora. La pubblica accusa, rappresentata dal PM Lucia Terzariol, aveva chiesto 12 anni per Youth e 10 anni e 8 mesi ciascuno per gli altri due. Come accennato, l'unica condanna riguarda Youth, che il 28 agosto 2019 aveva indotto la minore, una ragazza friulana quindicenne all'epoca dei fatti, la quale si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a seguirlo nell'ex caserma Piave di Udine e costretta a subire atti sessuali, minacciandola anche con una bottiglia. Al tentativo di fuga della ragazza, il giovane l'aveva poi percossa e le aveva permesso di andarsene solo dopo 10 ore. La soluzione riguarda invece la violenza di cui erano imputati tutti e tre e che, secondo il capo d'accusa, sarebbe stata consumata in gruppo in un non ben precisato giorno del luglio precedente. Durante la discussione, l'avvocata Sara Barbesi del Foro di Verona, difensore di Youth, aveva sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla minorenne, definita persona fortemente problematica, puntando l'attenzione sul fatto che l'esame medico, effettuato poche ore dopo la denuncia, non aveva evidenziato lesioni o perdite emorragiche. Il difensore di Naeem, l'avvocato Elisa Guerra, oltre alle incongruenze nel racconto fatto a più riprese dalla ragazza, aveva fatto notare come tutti i riscontri potevano essere ricondotti alla versione della minore. Infine, l'avvocato Esmeralda Di Risio, del Foro di Pordenone, difensore di Sulman, aveva puntato i riflettori sulle mancanze da lei ravvisate nella raccolta degli elementi di prova da parte della Procura. E 2 carabinieri sono stati condannati in primo grado per lesioni personali perché riconosciuti colpevoli di aver picchiato un 38enne moldavo, ma il difensore ha già annunciato il ricorso in appello.
Picchiarono un 38enne moldavo mentre erano in servizio, procurandogli fratture mandibolari e lesioni guaribili in oltre 40 giorni. Di questo il gruppo udinese, Matteo Carlisi, ha riconosciuto colpevole 2 carabinieri del Nord di Udine, il 55enne Sergio Tarondo e il 53enne Giuseppe Russo, condannati in primo grado con il rito abbreviato rispettivamente a 1 anno e 10 mesi, a 1 anno e 6 mesi di reclusione e al risarcimento di 6.000 euro di provvisionale alla parte offesa, pena sospesa, per lesioni aggravate in concorso. Una pena superiore a quanto chiesto dal PM Giorgio Milillo, che aveva domandato 1 anno e 6 mesi e 1 anno di reclusione. Stando alla ricostruzione dei fatti, nell'aprile del 2018 i 2 carabinieri andarono a supporto di un'altra pattuglia chiamata per il danneggiamento di alcune automobili e caricarono nella loro vettura, dotata di cella di sicurezza, il 38enne moldavo già manettato. Successivamente Tarondo avrebbe colpito l'uomo, rappresentato dall'avvocato Francesco Scialino, più volte al volto con il manganello e Russo l'avrebbe colpito con un calcio per farlo cadere, per poi calciarlo nuovamente alla coscia. La sentenza, spiega il difensore dei carabinieri, l'avvocato Andrea Tascioni, che ha già annunciato di voler far ricorso, mi lascia sorpreso perché dal mio punto di vista non ci sono evidenze e prove nei confronti dei miei assistiti, se non le dichiarazioni della persona offesa. I 2 carabinieri, conclude il legale, non avevano alcun motivo di astio nei confronti del soggetto fermato. Secondo appuntamento con A Misura di Mare, il ciclo di incontri organizzato da Regione ARPA. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati anche i dati sul monitoraggio delle aree balneabili. Vediamo. Nei 66 punti balneabili del Friuli Venezia Giulia le acque sono sicure, lo confermano le analisi di ARPA nei mesi di maggio e giugno, anche se a maggio era stata rilevata una contaminazione fecale nella zona di Marinanova e Lido di Staranzano, poi è rientrata come hanno certificato le successive analisi. ARPA in ogni caso ricorda che nell'area, da sempre critica della foce del fiume Stella, la balneazione è vietata. Il quadro è stato presentato nel corso del secondo appuntamento A Misura di Mare, il ciclo di incontri per raccontare ai più giovani l'acqua e i suoi segreti. Assistiamo a una vera e propria rivoluzione culturale in campo ambientale. Essendo sul mare stiamo cavalcando un surf su una grande onda che è appunto questo cambiamento di mentalità, e con queste riunioni dobbiamo spiegare quello che si deve e si può fare per garantire a queste generazioni e alle prossime un ambiente più pulito, un mare più pulito. Ricordiamo che quest'estate, fine estate, in collaborazione con Barcolana partiranno gli stati generali del mare, a cui seguiranno gli stati generali dell'ambiente ed energia, che sarà soltanto la prima tappa rivolta a tutte le regioni che si facciano sull'Adriatico e anche alla Carinzia. Poi il prossimo anno, insieme all'iniziativa centroeuropea, tutti i paesi ad est dell'Italia e dell'Austria, che fanno parte appunto e non solo della comunità, si troveranno a Trieste per discutere di quella che sarà l'ambiente i prossimi 10, 20, 30 anni, quindi una politica a lungo respiro. Un'altra buona notizia legata al calo dei rifiuti spiaggiati, la cui media è scesa a 801 oggetti ogni 100 metri di litorale. L'obiettivo fissato dall'Unione Europea di 20 oggetti ogni 100 metri è ancora lontano, ma il trend fa ben sperare. Restiamo lungo la costa. Il Comune di Grado vuole la proroga fino al 2033 della concessione demaniale della GIT in scadenza a fine anno. Il sindaco, assieme all'amministratore unico della GIT Lovato e a Promo Turismo, oggi ha fatto il punto della situazione. Si è trovato un fronte comune, sono in corso gli ultimi approfondimenti legali. Intanto le prenotazioni di alberghi e spiaggia sono molto buone. L'Isola del Sole potrà contare anche su nuovi parcheggi. Vediamo. Un'assemblea questa mattina a Grado ha deciso il futuro della concessione della spiaggia della GIT, risalita alla ribalta recentemente in quanto scade alla fine di quest'anno grazie a una proroga regionale di tutte le concessioni demaniali. L'idea è quella di stipulare, il contratto per l'estensione della concessione fino al 2033. Sono in corso gli ultimi approfondimenti di dettaglio che vedono impegnati i rispettivi legali, ma sono fiducioso in una soluzione, felice, soprattutto per GIT e per i suoi lavoratori, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Mi sembra che il clima era assolutamente positivo, pertanto quando c'è comunione di interessi e la volontà è comune, all'arrivo arriveremo. Ecco, c'è ancora da limare determinati aspetti, però sono fortemente positivo verso il raggiungimento di buon risultato. Ormai la stagione ha preso il via e dei boom di prenotazioni anche a luglio. Il prodotto Grado in questo momento è molto ricercato sul mercato, anche da luglio abbiamo un livello di prenotazioni molto alto. Sta andando letteralmente bene, anche meglio rispetto alle previsioni. Io continuo a dire che la stagione non è iniziata, è esplosa quest'anno. Diciamo che gli unici che soffrono ancora un pochino sono
i campeggi. Novità per Grado, un nuovo parcheggio. Ho consegnato il primo lotto del campo sportivo dell'Isola della Schiusa, sono 190 posti auto, poi prevediamo la costruzione di un secondo lotto in aggiunta a quello che costruiremo nell'area delle ex Piscine Italia, dove adesso abbiamo realizzato un parcheggio a raso, ma la cui sopraelevazione prevederà ulteriori 260 stalli. Confesercenti Udine consolida la propria presenza sul territorio di Lignano aprendo uno sportello lungo il centrale Viale Verona. La decisione, ha spiegato durante una conferenza stampa il presidente di Confesercenti Udine Marco Zoratti, è maturata a seguito della richiesta di alcuni albergatori, ristoratori, baristi e commercianti. Per noi l'inaugurazione di oggi è solo un primo passo, ha aggiunto, puntiamo a raggiungere almeno 300 associati. Palazzo d'Aronco questa mattina ha ospitato un matrimonio del tutto speciale. Tommaso e Serenella si sono detti reciprocamente sì in una cerimonia tutta in marilenghe. Il primo matrimonio in friulano celebrato dalla Giunta Fontanini. Accessi contingentati, mascherine e 2 sposi pronti a scambiarsi l'anello. Un matrimonio del tutto normale, come tanti celebrati nei saloni di Palazzo d'Aronco, ma con qualcosa di speciale. Tommaso e Serenella di Risano hanno scelto di sposarsi in friulano, una possibilità data dalla legge, ma che in pochi scelgono. Sta tornando di guardia e ha risponduto di sì, con la plena comprensione anche dai testimoni presenti. Io, Giovanni Povetto, consigliere comunale, ufficiale della Stato Civile del Comune di Udine, tutta la norma delle leggi, ho declarato che il signor Tommaso Moro e la signora Serenella Martellicchio e sono uniti in matrimoni. Perché la lingua che ho sempre parlato a casa è la lingua con cui sono cresciuto. Da quanto tempo state insieme? 3 anni. Lui ti ha chiesto di sposarti? Ce lo siamo chiesti a vicenda. Sì. Comune accordo. È stata comunque una bella emozione, credo un giorno bello non solo per gli sposi, ma anche comunque un po' per tutti quelli che parlano friulano e sono tanti come me, quindi bella. Nessun accordo tra ASFO e sindacati sul pagamento dei premi ai dipendenti dopo l'utile da 10 milioni di euro. Quasi 1 milione di euro al personale non dirigente, di cui 600.000 euro ai dipendenti per il pagamento degli straordinari. Il tutto in seguito alla chiusura positiva del bilancio 2020 che ha segnato 10 milioni di utile. E questo quanto ha messo sul piatto l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale nell'incontro con i sindacati. Subordinatamente, in presenza di disponibilità finanziaria residua, ha comunicato l'azienda, saranno premiati anche coloro che hanno contribuito in prima linea ad affrontare l'emergenza sanitaria prestando la propria attività nei reparti Covid, pur in assenza di attività straordinaria. Il confronto con le parti sindacali però si è arenato subito. Queste ultime non condividono affatto l'impostazione del ragionamento e anzi chiedono che prima ci sia una premialità per chi ha lavorato in prima linea con il riconoscimento di un'indennità giornaliera e quindi di chiudere la partita degli straordinari, anche perché, secondo le sigle sindacali, i soldi ci sarebbero per entrambi gli aspetti. La distanza tra offerta e domanda insomma è ancora lontana, se ne riparlerà nel prossimo incontro del 13 luglio, quando proseguirà anche il dibattito sulla stabilizzazione del personale precario. Un risultato importante nel segno della prevenzione che va rafforzato. Si tratta di un tema che sconta oggi delle difficoltà e che il sistema sanitario regionale deve recuperare. Lo ha detto il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi in occasione della presentazione del progetto Prostata, che potrà avvalersi nel team multidisciplinare dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine anche di uno psicologo oncologo grazie alla borsa di ricerca finanziata dall'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, sezione di Udine, nell'ambito del percorso diagnostico terapeutico assistenziale del tumore alla prostata all'ospedale di Udine. A ricoprire l'incarico sarà la dottoressa Elisabetta Tomat. Il settore degli allevamenti in Friuli Venezia Giulia ha tenuto nonostante il crollo dei prezzi, con il litro di latte alla stalla che ha toccato i 34 centesimi nell'estate 2020, il calo del 50% delle carni bianche nello stesso periodo e la chiusura di 20 stalle in regione. È il bilancio in chiaroscuro tracciato dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, quasi 1000 imprese associate, la cui assemblea dei soci ha approvato oggi i conti del 2020 e quelli di previsione 2021.
2021. L'attuale ripresa dei consumi, ha detto il Presidente, ci dirà ora se chi è riuscito a superare il 2020 sarà in grado di restare sul mercato. Renzo Livoni ha evidenziato tra gli altri dati l'apertura di un nuovo canale commerciale con la Cina per l'esportazione di circa 300.000 dosi di seme l'anno per il Centro Tori e Stalloni di Moruzzo. Strade dissestate e difficoltà a trovare residenti che parlino inglese stanno complicando la vita alla missione friulana in Ucraina per misurare l'albero più alto d'Europa, ma la Giant Trees Foundation non ha alcuna intenzione di arrendersi. Si sta rivelando più difficile del previsto la missione in Ucraina della Giant Trees Foundation, partita dal Friuli con l'obiettivo di misurare la pianta più alta d'Europa. 3 tree climbers friulani, capitanati da Andrea Maroè, sono partiti una settimana fa assieme ad altrettanti tecnici documentaristici della Mollusk e proprio dagli operatori della società triestina arrivano le prime bellissime immagini della missione. Viabilità e lingua non aiutano, ma i cacciatori d'alberi non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Siamo in Ucraina già da alcuni giorni e stiamo cercando gli alberi, ne abbiamo misurati alcuni sopra i 50 metri, ma la situazione è abbastanza complessa perché le strade sono poco praticabili, dobbiamo riuscire a farci capire con la gente del luogo che parla poco se non nulla inglese. Siamo riusciti a individuare l'albero, uno degli alberi più alti, anche se è difficile da arrampicare perché non ha rami utili sotto i 45 metri. Tra oggi e domani dovremmo riuscire ad avere le prime misure. La Giant Trees Foundation sta comunque ricevendo supporto dal consolato italiano e dalle autorità locali. Incrociando i dati del GPS satellitare con quelli del drone, sono stati individuati gli alberi più alti. Ora non resta che certificarne l'altezza, nella speranza che siano davvero queste le cime verdi più alte d'Europa. È stato inaugurato ufficialmente questo pomeriggio Mittelyoung, manifestazione legata al Mittelfest e dedicata ai giovani artisti. 9 spettacoli scelti tra 162 candidature internazionali da una commissione composta da under 30. Prende il via Mittelyoung, evento prodromico di Mittelfest dedicato ai giovani artisti europei. Prosa, danza e musica saranno al centro dei 9 appuntamenti scelti per valorizzare la nuova gioventù artistica internazionale. È un'opportunità, ma io direi è un momento di scambio fra giovani della Mitteleuropa, è un momento di confronto. Mittelfest ha una missione di creare confronto nella Mitteleuropa con un radicamento molto forte, per noi è molto importante, tant'è che i curatori che hanno scelto i 9 progetti che andranno in onda nei prossimi 3 giorni vengono tutti dalla regione Friuli-Venezia Giulia. Quindi è una grande opportunità, noi siamo molto onorati e molto contenti di questo progetto perché dà, come dire, sicuramente un'opportunità ai ragazzi, dà un modo di confrontarsi noi, ma soprattutto crea anche un modo di vedere il presente tramite i loro occhi per costruire un futuro diverso, più strutturato. E questo credo sia la missione di Mittelfest in generale e stiamo lavorando in questa direzione. I 9 spettacoli scelti per il cartellone, invece spiegato il direttore artistico di Mittelfest, Giacomo Pedini, raccontano la realtà di una nuova generazione, portando sul palcoscenico visioni, conflitti e speranze del post-pandemia, ridisegnando il panorama della Mitteleuropa che Mittelfest porta in scena da 30 anni. Noi ci fermiamo qui. Tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive, con l'attenzione puntata sulla web Gesteco Cividale. È solo mancata la ciliegina sulla torta, il passaggio in A2, ma quello appena finito. Resta comunque un anno da incorniciare per la squadra di basket nata neanche un anno fa. Ne parleremo nel TG Sportivo e poi l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.